Ok, ci dovremmo essere. Yes, ci siamo. Minchia, già tre spettatori. Madonna, stavate proprio col dito puntato sul coso della live. Palesatevi, che qui non vedo commenti. Dai, che oggi è una serata frizzante. Ciao Flashbang. Di tre persone non ne può commentare una. Dai ragazzi, palesatevi che oggi abbiamo anche un ospite e a breve ne avremo anche un altro, senza fare spoiler. Esatto. Dai ragazzi, vabbè, oggi sono un po' timidi. Allora, innanzitutto, come vedete, sono con un ospite, sto con Pietro, di cui trovate il link in descrizione. Per chi non lo conoscesse, Pietro, presentati. Allora, ciao a tutti, spero che una minima parte di pubblico già mi conosca. Sono un tifoso del Cagliari così come Miro e nei miei video punto più a recensire da un punto di vista, come posso dire, professionale più che da tifoso, anche se a volte mi lascio andare senza freni inibitori, però per chi avesse piacere a sentire più campanelle rosso-blu, mi fa piacere se fate un salto anche da me. Mi raccomando, ragazzi, trovate il link in descrizione. Intanto ciao anche a Gabriele. Allora, io comincerei prendendola un po' larga per poi arrivare al fulcro di questa live. Ciao anche ad Alessio. Allora, come ti è sembrato il Cagliari nell'ultima partita contro il Sassuolo e come giudichi la sua prestazione? Allora, personalmente ho visto che molti hanno commentato il match vedendo un Cagliari che stava un po' risorgendo, ma non mi trovo d'accordo, perché il Sassuolo, se vediamo anche i dati dal punto di vista del possesso palla, ci ha dominato, noi provavamo a ripartire in contropiede, ma con Simeone che si fa continuamente 80 metri e poi non arriva lucido sotto porta, non possiamo pretendere di sfruttare bene le occasioni che abbiamo. Chiaramente ci meritiamo ciò che abbiamo, nel senso si arriva anche a un paradosso, perché Di Francesco comunque è uno con tanta esperienza e secondo me prima o poi deve imparare dai suoi errori, perché è un gioco che onestamente vediamo uguale da 6 anni e soprattutto non abbiamo una rosa che è da Serie B. Quindi in qualche modo bisognerà uscirne, ma dobbiamo capire se le colpe stanno dalla parte dell'allenatore o di chi scende in campo che magari non riesce o non vuole adeguarsi allo stile di gioco. E quindi per quanto riguarda gli interpreti dei giocatori, insomma, quale modifiche avresti apportato tu personalmente in questa fase di calciomercato, sia in entrata che in uscita? Allora, sicuramente ci sarebbe servito un regista in entrata, perché abbiamo visto come Marin sia maggiormente funzionale a fare la mezzala. Il solo De Jong non basta di certo come ricambio. Poi abbiamo dato via Oliva, che per carità ha fatto male quest'anno, ma almeno per avere una riserva sicura, perché ora non abbiamo neanche un potenziale titolare. Quindi andava sicuramente preso un regista e un terzino sinistro, perché solo dico Giannis insieme a Tripaldelli, che secondo me è ancora troppo acerbo, non possono formare una fascia sinistra di valore. Sulle punte non lo so, perché Cerri sta dimostrando con Di Francesco che un minimo di valore in più, se ci si mette, lo può dimostrare. João Pedro fa la punta a tempo indeterminato, il trequartista, eh, quindi una punta bene o male potevamo anche cavarcela così. In difesa non lo so, perché numericamente siamo a posto, però abbiamo visto come nonostante appunto i giocatori che abbiamo, la nostra difesa continua a essere un colabrodo. Anche se abbiamo giocatori validi come Godin, come Valukiewicz, che ha dimostrato di essere un difensore moderno, ma che poi si è perso nelle ultime uscite. Quindi mi viene anche difficile
vedere una prospettiva di mercato utile per il Cagliari di Di Francesco attualmente. Ok, un'analisi che per la maggior parte mi trovo d'accordo. Adesso sto facendo vedere anche ai ragazzi in chat, quindi rispondiamo anche inconsapevolmente alle loro domande, quella che è la lista degli acquisti che ha fatto in questa sessione invernale di calciomercato, che ripetiamo sono Asamoah, che era svincolato, e ragazzi non preoccupatevi se ancora non c'è l'ufficialità, perché il mercato degli svincolati si chiude a marzo, quindi non c'è fretta. Abbiamo preso apparentemente Asamoah, Rugani, Calabresi, Nainggolan, Duncan, o Kuda e De Iola. Tu, Pietro, se dovessi giudicare questi acquisti dando un voto al calciomercato del Cagliari, che voto daresti? Io darei un 5,5 perché nonostante gli acquisti per alcuni ruoli mirati o che comunque servivano, vedi Nainggolan, visto l'infortunio di Rog, vedi Duncan che comunque è un buon rincalzo, vedi Calabresi che deve far rifiatare Zappa, secondo me il 5,5 è perché non si capisce bene ancora quale sia il progetto di Di Francesco in connubio con la società. Per me il 5,5 è quello, la poca chiarezza che poi non regala la sufficienza. Ci sta, ci sta. Questo tuo ragionamento include anche i giocatori in uscita? Sì, sì, perché appunto non riesco a Perché... spiegarmi certi Ok, movimenti. ok. Intanto facciamo vedere anche i giocatori che sono andati via, ovvero Pisacane, destinazione Lecce, Pinna, destinazione Ascoli, Bologna, Caligara, destinazione Ascoli, Oliva, destinazione Valencia e Unas, direzione Napoli. Queste le formule con cui sono andati via. Pisacane a titolo definitivo, Faragò prestito con diritto di riscatto, Caligara prestito secco, Oliva prestito con diritto di riscatto e Unas è stato terminato il prestito da parte del Cagliari. Intanto saluto tutti i ragazzi che sono presenti in chat, tutti e soprattutto quelli che non ho potuto salutare nel mentre perché ovviamente non potevo interrompere Pietro mentre parlava. Andrei a ripescare un po' di commenti. Allora, ovviamente il commento più grande, quello che va per la maggiore, è se siamo contenti di Rugani. Io darei prima la parola all'ospite e poi vi dirò la mia. Allora, che dire, è un po' un'incognita perché chiaramente a Torino non è riuscito mai a trovare veramente uno spazio concreto. Si parlava tanto bene di lui in età giovanile, ma poi si è un po' perso anche perché gli interpreti della Juve stabilivano in automatico delle gerarchie, quindi ha trovato poco spazio. Non so sinceramente come abbia giocato in Francia, però ha esperienza nel campionato italiano, quindi magari si potrà integrare bene nel modulo di Di Francesco, io almeno me lo auguro. Io invece penso che Rugani sia un acquisto giustissimo, ma forse fatto nel momento sbagliato, perché un difensore centrale nella situazione che vive attualmente il Cagliari non è mai un qualcosa di così scontato, quindi ci sta andarne a prendere uno. Tra l'altro Rugani io l'avevo anche pronosticato nel video del calciomercato estivo del Cagliari di quest'anno. Però in questo momento in cui la difesa del Cagliari ha visto un lieve miglioramento rispetto a quelle che sono state le prestazioni precedenti, rischia di far vacillare un po' quelle che erano le posizioni attualmente dei difensori, quindi Godin come super titolare e poi una sorta di affiancamento tra Valuchevic e Ceppitelli. Quindi non lo so, come acquisto secondo me ci sta, anche perché è un prestito con diritto, quindi non abbiamo nessun obbligo, quello è quello che trapale, sì, quello che trapale è quello che si sa perlomeno, quindi staremo a vedere, però non è così. Poi c'è anche qualcuno che ha chiesto cosa ne pensiamo di Oliva. Tu cosa pensi, Pietro, di Oliva?
Ha fatto quest'anno indubbiamente una stagione al di sotto delle aspettative, perché non è riuscito a integrarsi nel gioco di Di Francesco. Secondo me lui è un giocatore che comunque le potenzialità le ha, perché è capace sia di strappare, perché in patria giocava anche come mezzala, ma poi non ha anche dei piedi così cattivi. Non è riuscito a trovare mai il ritmo partita, ha sempre sbagliato tanto, sembrava sempre un pesce fuor d'acqua, quindi mi dispiace anche aver perso un possibile prospetto. Quindi allo stato attuale delle cose è giusta la sua cessione, se però poi veniva rincalzata con un giocatore degno di fare il titolare, o almeno la riserva di un possibile titolare. Assolutamente, su questo pure qui mi trovi assolutamente d'accordo. Intanto Francesco ti chiede di che zona sei. Guarda, io sono di Selargius. Ok, quindi Francesco ha risolto la tua domanda. Per quanto riguarda il regista, ragazzi, è vero, abbiamo dato via Oliva e non siamo riusciti a prendere nessuno per quanto riguarda questo momento di calciomercato. Tra l'altro io sto laggando a bestia, non so perché. Scusate. Provo a chiudere qua YouTube, vediamo se migliora. Ok. Non abbiamo preso nessuno, però comunque il Cagliari si sta muovendo per un regista e sembra che il nome del regista sia Shone. Anche lui svincolato, quindi sarebbe soltanto da pagare l'ingaggio. Sembrerebbe che Giulini domani parta per l'Olanda per cercare di convincere il centrocampista. Staremo a vedere se sarà così. Intanto io rispondo a El Mignottone, che è un nome garbatissimo. Io personalmente sarei abbastanza contento se arrivasse Scione. Non stiamo parlando di un campione, però comunque stiamo parlando di uno che all'Ajax ha fatto assolutamente bene. Col Genoa ha deluso un po' le aspettative, ma ha comunque dovuto ridimensionarsi in un campionato totalmente diverso e con ambizioni totalmente diverse, quindi un calo prestazionale ci può assolutamente stare. Però io sarei curioso di sentire anche l'opinione di Pietro riguardo eventualmente all'arrivo di Scione. Guarda, è un giocatore che sicuramente ha degli ottimi piedi, quindi oltre a Nainggolan andrebbe ad aggiungere maggior tasso tecnico nella rosa, però bisognerebbe vedere come si adatta ai ritmi, anche perché almeno sulla carta il gioco di Di Francesco ti obbliga a tenere i ritmi alti in entrambe le fasi. Poi quello che vediamo in pratica a volte è un po' diverso, però si parte sempre dalla teoria e non so sinceramente come lo vedrei, però se dobbiamo prendere uno coi piedi buoni io mi affiderei assolutamente a lui. Ok. Intanto Francesco chiede se dovesse dare un voto al calciomercato svolto finora, Pietro ha dato un 5,5 se non erro. Ok. Io se devo dare un voto direi un 5 meno, perché gli acquisti sono stati fatti, però mh, qualcosina andava rivisto, qualcosina andava decisamente rivisto. Rispondendo a Roberto, sì, non abbiamo preso né un regista né una punta, ma una punta non l'abbiamo preso perché non ne tiro nessuno. A parte un ass, però vabbè, non è una punta vera e propria. Riassunto calciomercato, PG Production, te lo sto facendo vedere con queste mini slide qua sotto. Questi sono gli acquisti, se vuoi te li ripeto: Asamoah, Rugani, Calabresi, Nainggolan, Duncan, Kouda e De Iola. E le cessioni invece sono Pisacane, Pinna, Faragò, Caligara, Oliva e un as. Qui troverai le formule con cui sono stati acquistati i giocatori. Su Rugani ho messo prestito ND non disponibile perché non ho ancora capito se si tratta di un prestito secco o prestito con diritto, mentre queste sono le formule che sono state attuate per quanto riguarda le cessioni da parte del Cagliari. Allora, leggiamo un po' di commenti. Intanto Walter dice: io farei il 4-4-2.
Mm, ce lo vedo veramente molto male Di Francesco a giocare con questo modulo, secondo me. Te che dici, Pietro? Sì, non saprei come vedere Di Francesco adattarsi a un modulo del genere. Già ha fatto fatica ad adattarsi con la difesa a 3 perché a Cagliari non è mai riuscito a trovare una quadra. Se dovesse giocare col 4-4-2, lui che sta dimostrando di essere troppo pugno fermo e non troppo flessibile, non saprei cosa aspettarmi. Ci aveva provato Maran, ma con scarsi risultati, quindi non vorrei andare a rischiare ancora una volta. Esatto. Fabrizio dice: Scione non viene, non pago l'ingaggio ad un vecchio. Vabbè, tanto non è che lo paghi te, Fabri. Però vabbè. E poi lui vuole tornare in Olanda, si è tornato ad allenare con l'Ajax. Quello è vero, però comunque si potrebbe convincere a portare Scione a Cagliari. Comunque siamo privi di un regista, non abbiamo nessuno che possa fare quel ruolo, quindi converrebbe prenderlo. Intanto, Christian, Rugani potrebbe essere un buon acquisto e speriamo di prendere pure Scione, sarebbe un gran colpo. Staremo a vedere, sulla carta potrebbero esserlo, però bisognerà vedere. Poi, con Di Francesco si va dritti in B, e mi sembra esagerata come affermazione, Walter. Mi sembra veramente esagerata. Intanto ciao Nico, Luvumbo all'Anusei, confermate. Non ho avuto notizia, però sarò lieto di smentirmi. Sarò assolutamente lieto di smentirmi. Marco dice, devo dire, grande successo un asso. Ok, mi hai tirato fuori un argomento molto interessante, Marco. Volevo chiedere anche a Pietro cosa ne pensasse di un ass. Come mai è stato un tale fallimento? Colpa di Di Francesco? Colpa del giocatore? Cos'è successo? Guarda, io sono incazzato nero perché Unas a me è sempre piaciuto come giocatore, tra l'altro era forse l'unico insieme a João Pedro e Sotil che ti saltava l'uomo, quindi secondo me lì l'errore è stato di Francesco nel non riuscire mai a metterlo in condizione di far bene, perché uno con le sue potenzialità, sa strappare, sa saltare l'uomo, ha un'ottima tecnica, quindi là l'errore per me è tutto di Francesco. Assolutamente mi trovi molto d'accordo perché io ho in mente la prestazione fatta da Unas nel secondo tempo contro il Bologna, in cui entrando creò sulla fascia destra il panico. Mi dispiace che si sia interrotta così questo prestito perché rimane uno di quei giocatori che sai assolutamente avere le capacità di poter far bene, ma che il Cagliari non sfrutta. E un ass è soltanto l'ultimo nome di una lista innumerevole, purtroppo. Intanto rispondo a Massimo: Miro, non fai l'asta con Carmi? È successo un casino. Io ho scoperto soltanto un'ora fa. Ve lo giuro che devo fare l'asta di riparazione del Fantacalcio, però ho ormai già programmato questa live e non potevo assolutamente annullarla, quindi ho dato priorità alla live del calciomercato. Tanto ho detto a Carmi i movimenti che mi deve fare, sono pochi fortunatamente, però vabbè. Intanto rispondo anche ad Andrea, è vero, il Cagliari ha preso anche una giovane prima punta per la primavera, tra l'altro proprio preciso come l'anno scorso che siamo andati a prendere una prima punta polacca. L'anno scorso era Mas, quest'anno, oddio, si chiama, faremo andare a cercare il nome, come si chiama? Jakub Sangowski. Non mi chiedete niente che io non sapevo nemmeno della sua esistenza prima. Comunque sì, abbiamo preso anche lui. This is why we love Italy, ma un regista decente, ma un regista? Punto di domanda. Infatti. Non per Poi forza qua, decente proprio, un qua regista. vorrei aprire un po' una provocazione in un certo senso. Vorrei Vai, chiederti se tu avresti confermato la presenza di Ladinetti nel gruppo squadra, perché io ancora assolutamente sì. non riesco a capire perché l'abbiano mandato a marcire all'Olbia. Sinceramente non lo so.
Non lo so, sappiamo che c'è quest'asse Cagliari-Olbia di giovani che vanno e che vengono, però io avrei puntato sia su di lui che su Maricosu, perché comunque Esatto. quando sono stati chiamati in causa hanno saputo fare quello che dovevano fare, hanno portato il loro, quindi non capisco perché privarsi di due prospetti eh, in Serie A, cioè in un momento come questo eh, sarebbe da stupidi non puntare sui propri giocatori, cercare di farli crescere, mandarli in categorie minori, sì, a farsi le ossa, però comunque è pur sempre una categoria minore, è pur sempre la Serie C, quindi puntarci, ma cioè, Esattamente. non puntarci è stata secondo me un autogol bello e buono. Allora, Alessio, può essere una bocciatura nel mercato estivo? I vari Tripadelli, Zappa, Sottile e Unas non hanno dimostrato le aspettative richieste e questi acquisti quali potrebbero avere un futuro nel Cagliari? Bah, Zappa e Sottil non credo possano considerarsi delle delusioni, ma non credo proprio. Tripaldelli è molto acerbo, Eh sì. deve crescere tantissimo. Un as non è stato messo in grado, secondo me, di poter far bene, non gli è stato concesso il minutaggio corretto. Zappa poi, secondo me, gioca fuori ruolo, perché più che un terzino, secondo me è un esterno di centrocampo. Sì, da esterno farebbe il panico sulla fascia. Assolutamente. Mentre Sottil penso che sia l'unico tra questi che abbia concretamente dimostrato che può avere un futuro nel Cagliari se il Cagliari lo riscatta. Invece tu, Pietro, su questi nomi cosa pensi? Ma guarda, per me Nainggolan è arrivato per finire la sua carriera a Cagliari, almeno spero fra un paio d'anni che resti ancora qua perché comunque lui sarà il vero leader insieme a João Pedro se anche lui confermerà la sua presenza. Duncan non lo so, è sicuramente un ragazzo che ci mette tanta dedizione, dipenderà molto da come terminerà questa stagione, perché comunque certo noi stiamo qui ad esorcizzare, però se alla fine i risultati non arriveranno andranno in B sia prime donne che allenatore. Quindi sicuramente ci sono acquisti fatti sia quest'anno che in passato che si vorranno trovare una nuova sistemazione, perché gente come Nandez in primis o Godin non penso voglia farsi la Serie B con il potenziale che hanno. Mentre invece altri giocatori, non dico mediocri, però che devono ancora trovare il massimo del loro potenziale, mi farebbe piacere tenerli ancora in squadra e dargli fiducia. Ok. E intanto facciamo questa domanda che ci ha fatto Matteo, ti faccio questa domanda anche se prima in off camera mi hai tranquillamente risposto con questa domanda praticamente. Matteo ci chiede, secondo voi Di Francesco lo avrà finalmente capito che Marin deve fare la mezzala e non il regista? Ecco, io ho Io direi di risposto a sì. Miro a inizio live, prima della live gliel'ho detto chiaramente, Marin rende meglio da mezzala e anche Miro penso sia esattamente d'accordo, ma l'abbiamo visto tutti. Assolutamente. Intanto salutiamo anche l'Eccelso. Ciao Eccelso, un bacione che purtroppo non è potuto esserci oggi perché deve studiare, maledizione. Ancora a studiare il Non è l'unico, 2021. non è l'unico, ma io mi rifarò di notte, vai tranquillo. Ah, ok, ok. Ci chiede, a parte il saluto velocissimo, ancora un bacione. A centrocampo non abbiamo preso nessuno? Al momento no, ma sembrerebbe che il Castorone possa andare a trattare Perscione. Staremo a vedere, seguono aggiornamenti. Poi, altri commenti. Anna dice Sottile devono farlo giocare più spesso. Beh, comunque Sottil penso che tra titolarità e non titolarità le abbia comunque giocate tutte. Non ne abbia saltata una Sottil. Che sia o partendo da titolare o comunque entrando a partita in corso, non ne ha saltata una. E questo secondo me vuol dire tanto, specialmente per un giocatore che sai praticamente già da adesso che a giugno non sarà mai più tuo, perché la Fiorentina sicuramente eserciterà il controriscatto. Quindi
Esatto. Non credo sia un problema di farlo giocare più spesso, non credo sia quello il problema. No, più che altro secondo me si lamenta delle ultime uscite perché comunque nelle ultime 3-4 partite non è partito titolare Sottil perché hanno giocato Nainggolan e João Pedro come trequartisti alle spalle di Simeone. Però il problema è se Di Francesco non trova il modulo adatto non riesce neanche a capire quali saranno gli interpreti di conseguenza. E soprattutto, secondo me, c'è anche da tenere in conto che forse Sottil è un'arma che può essere molto più pericolosa a partita in corso, vista la sua dinamicità. Magari contro una difesa un po' più stanca può avere più efficacia Sottil, quindi potrebbe essere anche quello un ragionamento che ha fatto il mister. Però c'è anche da dire che effettivamente metterlo come trequartista a Sottil lo si limita forse un po' troppo, deve avere Sì, campo sì. largo sulla fascia per giocare. Intanto salutiamo anche Gabriele, un bacione anche a lui, che anche lui non è potuto Ciao esserci Gabri, oggi. grandissimo. Mio, tra l'altro, abbastanza vicino a casa mia, quindi Intanto scusa Gabriele se Nightbot ti ha sospeso, non mi chiedere il perché. Vabbè, ti perdono io. Devo settare bene sto cazzo di Nightbot. Scusate ragazzi, ogni tanto banna random. Rispondiamo sempre al mignottone. Asamoah è ufficiale? Ancora no, da quello che so ha svolto le visite mediche, ma l'ufficialità dovrebbe arrivare, credo, penso, tra oggi e domani. Comunque non c'è bisogno che arrivi oggi perché comunque fa parte della lista svincolati, quindi non chiude oggi il mercato per Asamoah. Rispondo anche a chi mi chiede, Andrea, se il mercato è chiuso per azioni, non ne ho idea. Di solito c'è qualche campionato che termina il mercato un po' dopo, quindi in uscita si potrebbe ancora fare qualcosa. sì, sì, ha Forse. risposto Dan al commento di Andrea, ha scritto per esempio il mercato della Premier è aperto fino alle 24 di oggi. Perfetto. Perfetto, grazie Dan per aver risposto alla domanda. Ma voi come tifosi non siete incazzati? Chiede Vincenzo. Beh, sicuramente non siamo felici. Per È poco ma niente. sicuro. Tu Pietro, per esempio, quanti anni hai? Di che anno sei? Io fra 2 settimane ne avrò 18. Abbiamo quasi un neo maggiorenne qui. Quindi Sì, 18, fammi il calcolo, 2003 quindi. sì, sì, 2003. Ok, quindi non hai dei ricordi vaghi, per esempio, del 2007-2008, di quella magica stagione del Cagliari? No, pochissimi ricordi di Mhm. quando guardava le partite mio padre e mi faceva spaventare con le urla dei gol, ma il Cagliari ho iniziato a seguirlo bene più o meno dal 2012, da quando vincemmo contro la Roma all'Olimpico, con quell'erroraccio di Goicoechea. Vedi che ha fatto coi Cocea, è rimasta alla storia. È rimasto nella storia quella delle cronaca. Comunque, Vincenzo, per dirti che il tifoso del Cagliari è abituato a vivere questo tipo di sensazioni, non è una cosa nuova. Ogni volta è una delusione, sicuramente non siamo felici, però possiamo dire che ci abbiamo fatto il callo, quindi una volta più, una volta in meno non cambia. C'è la delusione di essere stati illusi con delle parole, il progetto, le solite cose e ritrovarci costantemente, anno dopo anno, sempre nella solita situazione. È quello il Esatto. problema. Ma poi Intanto, guarda, Christian, io vai, ti vai. assicuro che tu chiaramente vivendo a Roma hai una tua visione che non si discosta da quella nostra, però se cammini a Cagliari, vai comunque in luoghi dove il Cagliari si vive con chiacchiere da bar ogni giorno, vedi quanto la gente sia emotivamente provata da questa situazione, quindi sappi che hai tutto il nostro appoggio anche da lontano, Miro. Grazie. Intanto saluto Fabio. Un bacione anche a Fabio. Gabri, cosa ne pensi di Scione? Allora, ne abbiamo parlato. eh, diciamo che mettiamola così, non è il nome su cui avremmo puntato tutti, ma è quello da prendere viste le situazioni, vista la situazione.
siamo arrivati a fine calciomercato senza prendere un regista, l'unico mercato aperto è quello degli svincolati, Shone lo è, quindi è l'unico nome a cui si può puntare. Intanto Daniele gli dice: ciao ragazzi, Pietro ti vogliamo al salotto rosso-blu. Non so se conosci il salotto rosso-blu. Sì, lo conosco. Assolutamente. Tra l'altro io potrei esserci dopo, forse, forse ci sarò, non lo so. Quindi eventualmente seguici anche lì, Daniele. Proverò a far entrare anche Pietro. Allora, Fabri, tu sei più vecchio di noi, quindi è normale che lo segui da prima. Poi Andrea dice: ciao ragazzi, secondo voi a cosa serve? Secondo voi cosa serve a questa squadra? Secondo, ci sono tanti giocatori di livello, forse la migliore rosa sulla carta negli ultimi 10 o 20 anni, ma manca qualcosa che li unisce. Tu cosa pensi, Pietro, di questo commento? In merito alla domanda che ha fatto, alla seconda affermazione che ha fatto Andrea, io avrei una sola parola, il mister, perché Di Francesco può avere tutta l'esperienza di questo mondo, ma non, ha dimostrato che non riesce a imparare dai suoi errori, non riesce a essere flessibile, non riesce a tenere unita dal punto di vista del gioco una rosa che comunque è forte e non merita la posizione di classifica che ha adesso. Poi sicuramente spunterà fuori il discorso sul rinnovo che approfondiremo in live e lì ci sarà un altro paio di maniche. Ok, invece chiede anche, secondo te, in questo caso, cosa serve a questa squadra? Serve dal punto di vista del mercato, l'abbiamo già detto, un regista assolutamente, oltre che un terzino sinistro, speriamo venga ufficializzato a Samoa, ma poi serve un bagno di umiltà per tutti, allenatore e giocatori tutti insieme, compreso anche il presidente. Io non tolgo nessuno da questa lista, perché il presidente deve mettersi in testa che se non vuole dimostrare ai tifosi che ha fatto errori, deve dare concretezza al suo progetto, ai giocatori e all'allenatore che ha. Di Francesco deve capire che deve essere più flessibile e i giocatori devono mettere sempre l'anima in campo e adattarsi anche al suo mister e non magari fare la voce grossa o fare il broncio perché non riescono a capire certi sistemi di gioco. Abbiamo una squadra troppo forte per retrocedere. E su questo penso che non c'è nemmeno da starci tanto a parlare, perché c'è gente che sbandiera già il 1° di febbraio la retrocessione, però guardando la carta, guardando la rosa, il Cagliari penso che come minimo dovrebbe stare nella parte bassa della sinistra della classifica, come Sì, minimo, assolutamente. a livello di rosa. Intanto Roberto dice: ciao Miro e Pietro, il Cagliari ha sbagliato a prendere Eusebio Di Francesco come mister, a parte che costa troppo. Io avrei confermato Walter Zenga che era forte. Qua ti lascio la parola, poi mi esprimerò. Io Roberto ti rispondo facendoti un'altra domanda. Mi puoi cortesemente dire adesso dove si trova Walter Zenga? Chiudo qui. Chiudo qui, non dico nient'altro. Vai Pietro, rispondi. Io ho una visione un po' controversa di questa faccenda perché io ero contentissimo quando è arrivato Di Francesco qua perché penso sia un allenatore con i controcoglioni, senza girarci intorno. Però d'altra parte mi chiedo, abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a riconfermarlo? Da una parte bene, secondo me, poi ognuno la pensi come vuole, perché dai molta responsabilità a una rosa che di per sé è molto forte. Dall'altra dobbiamo anche vedere la situazione di Zenga l'anno scorso. È vero, non è riuscito a portarci in Europa League perché comunque ormai l'umore della squadra era già compromesso. Dopo 2 o 3 partite in cui vedevamo che nonostante le vittorie non salivamo su, lì la squadra si è anche lasciata andare. Però Zenga ha dimostrato che se vuole certe scelte le può anche azzeccare. Abbiamo visto come si è riuscito ad adattare Lico Giannis come terzo di difesa per via della sua velocità poco sviluppata. Abbiamo visto come ha saputo alternare la tecnica di 3 giocatori a centrocampo come Nandez, Nainggolan, come Oliva o lo stesso Cigarini, anche se per poco tempo.
Entrambi, tutti e tre sapevano impostare, sapevano far girare abbastanza bene il centrocampo. Però secondo me se riprendessimo Zenga adesso sarebbe un po' come ammettere di aver sbagliato tutto quest'anno e sarebbe una brutta immagine a livello proprio di immagine stessa, scusate la ripetizione. Assolutamente. Poi Gabriele chiede, con i nuovi acquisti o anche rumors, ci sarà un cambiamento nel modulo? A questo punto penso che con l'arrivo di un difensore centrale un cambiamento di modulo ci potrebbe essere. Magari con un Cagliari e con Di Francesco è una cosa orribile, però potrebbe essere un'ipotesi, un Cagliari con la difesa a 3. Ho cominciato anche a pensare a questo. Magari Rugani è arrivato proprio per quel motivo e spostare Ligo Giannis e Zappa in ruoli che, tra virgolette, gli competono di più, ovvero quelli di esterno. Però vedere Ligo Giannis a tutta fascia mi prende già la nausea. Già me lo immagino e è un qualcosa di orribile. Già Zappa lo può fare assolutamente, però secondo me ci potrebbe essere un cambio di modulo. Secondo te, Gabriele? Secondo te, Pietro, scusa? A questo punto è l'unica cosa che viene da pensare non solo a noi ma a tutti, perché con tanti difensori, con nuovi innesti, può essere che ci sia un cambio di modulo. Però ripeto, sulla fascia sinistra non abbiamo molte garanzie, quindi staremo a vedere, anche perché ormai non so neanche più cosa aspettarmi da Di Francesco. Non so quanto possa essere positiva come frase, quella che hai appena detto. Lo so, ne sono pienamente consapevole, ma ormai mi lascio scivolare tutto addosso perché non posso vivere già 18 anni in questo modo con una depressione cosmica. Esattamente, esattamente. Super Nice Guy dice: Ciao Miro e Pietro. E tanto aspettate perché è arrivata una persona che voi nemmeno potete immaginare. Ragazzi, signori e signori. Eccolo, Olè! eccolo qua. Buonasera. Buonasera a tutti, operativi come sempre. Ragazzi, sto Finalmente. per piangere. Sto per Addirittura. piangere, ragazzi. Ragazzi, è Addirittura. tornato Andrea Mereu. Vabbè, dai, diciamo che soltanto per te, Miro, guarda. C'ho anche mal di testa oggi, però ho fatto questo sforzo per te, solamente per te. Ma io ti amo. Voglio darti un bacio sulla pelata. Qui ragazzi abbiamo un mostro sacro qua della tifoseria rosso-blu, Sì. quindi Noi Abbiamo esageriamo, dai. colui che ha portato il Cagliari su YouTube, ragazzi. Mica Cotica. Cioè, esattamente. Vabbè, allora, cronologicamente Pietro, parlando, sì, dai. Pietro, perdonami, ma adesso devo lasciare ovviamente anche un po' di spazio ad Andrea. Quindi, Ma figurati, Andrea, lascialo parlare, è sempre un piacere sentirlo parlare, quindi mi metto comodo. Andre, io ti volevo chiedere come hai Sì, visto, se hai visto eventualmente la partita contro il Sassuolo e un tuo sì. giudizio riguardo a questo calciomercato. Allora, la partita l'ho vista, beh, sicuramente c'è da dire che abbiamo fatto la partita che un po' mi aspettavo, cioè di una squadra che comunque non vincendo ormai da inizio novembre non si può pretendere effettivamente che il gioco, la convinzione e quant'altro siano ai massimi livelli. Però sicuramente rispetto a qualche settimana fa sul piano dell'impegno e dell'abnegazione ho visto qualcosina in più. Poi a livello tecnico-tattico è stata la partita che un po' mi aspettavo perché il Sassuolo si sa è una squadra che tiene il pallone, non per niente è la squadra, mi sembra di aver sentito ieri, statistica alla mano, quella con il maggior percentuale di possesso palla, e quindi il tiki-taka, diciamo, di De Zerbi era abbastanza prevedibile. Però è stato un tiki-taka che tutto sommato sì, ha prodotto delle occasioni, certamente 2 miracoli Cragno li ha fatti, perché Cragno comunque deve fare almeno 2-3 miracoli a partita, perché ovviamente se no noi non siamo contenti se non li facciamo fare, mi riferisco ai nostri difensori.
Però tutto sommato dico anche che il Cagliari ha avuto le sue opportunità, cioè nel senso giocando di contropiede, giocando su palle sporche, però il Cagliari comunque qualcosa ha creato, l'occasione di João Pedro nel primo tempo, il palo di Nainggolan, il gol di João Pedro, insomma, quindi secondo me alla fine è stata una partita anche tutto sommato che sportivamente parlando dico il pareggio era il risultato più giusto, diciamo così, perché oggettivamente se dobbiamo essere sportivi e neutrali il pareggio era giusto, però subire gol chiaramente in quella maniera l'ultimo secondo fa male, può risultare una botta psicologica davvero importante. Come hanno detto in tanti, e credetemi, io l'ho pensato esattamente in quell'istante quando abbiamo preso il gol, poi l'ho letto anche sui social, mi ha ricordato tantissimo con ovviamente delle diversità importanti Cagliari-Empoli di qualche anno fa. Le diversità sono legate proprio alla partita in sé, perché il Cagliari quella partita la dominò clamorosamente, avendo un sacco di occasioni, pali, traverse, si mangiò di tutto e di più quella partita e poi subimmo il gol di Vesino proprio negli ultimi istanti di partita. Mi ha ricordato quella partita per la botta psicologica che ovviamente potrebbe, io spero di no, ma che potrebbe portare, perché comunque il Cagliari alla fine con tanto sforzo, con tanto impegno, ieri era riuscito quasi a sfangarla. Ieri serviva veramente come pane quella vittoria, anche se sporca, anche se magari non del tutto meritata, ma serviva come pane, non soltanto per la classifica, ma soprattutto per il morale, perché questa è una squadra che non vince da più quasi da un girone. Cioè tra poco incontriamo la Sampdoria e il rischio serio è di ritornare a giocare con la Sampdoria e non avere ancora vinto, perché ovviamente c'è adesso la Lazio, c'è l'Atalanta, cioè ci sono partite oggettivamente complicate. Quindi è chiaro che la partita di ieri, come l'ho vista come un tifoso che era convinto del fatto che il Cagliari con grande difficoltà avrebbe potuto segnare il secondo gol. Qualcuno ha detto ma dobbiamo puntare a fare il raddoppio. Per me è già tanto se siamo riusciti a segnare un gol per quella che era la condizione psicologica in cui eravamo. Piuttosto siamo stati dei locchi ovviamente a prendere quel gol, e lì chiaramente la colpa è di un singolo, perché Sottil non si può permettere di pensare a cavoli sua in quell'istante di partita quando mancano 30 secondi, devi fare l'ultimo scatto, tra l'altro cavolo sei entrato alla quarto d'ora, 20° del secondo tempo, quindi non ci credo che tu non fossi lucido a livello proprio di energie fisiche, e magari quello che critico è il fatto di, come sempre capita al Cagliari, perché non è una novità, di non riuscire a tenere il pallone un po' più, diciamo, più possesso di palla, cioè nel senso tutte le volte che noi perdiamo e cerchiamo di recuperare la partita, gli altri riescono a perdere tempo, a fare possesso palla, noi non siamo in grado di farlo. Noi sistematicamente ieri quando recuperavamo il pallone lanciavano il pallone avanti, Pavoletti, mi dispiace dirlo, ma non è stato in grado di tenere un pallone, anche di proteggerlo, un pallone per perdere quei 30-60 secondi che avrebbero fatto la differenza, sicuramente, perché avrebbero spezzato ulteriormente il gioco del Sassuolo, che chiaramente avrebbe avuto meno opportunità per trovare il pareggio. Purtroppo non è stato così, quindi niente, la partita di ieri purtroppo rischia di lasciare dei trascichi notevoli a livello specialmente psicologico, specialmente considerando la difficoltà delle sfide che dovremo affrontare, ripeto, la prima contro la Lazio, poi se non mi sbaglio ci sarà l'Atalanta, insomma, quindi sarà veramente difficile. Riguardo al mercato, senti, ho seguito, ora ho letto qualcosa proprio adesso prima di entrare, perché oggettivamente ero al lavoro, quindi non ho seguito molto le dinamiche di quest'ultima giornata. Mi ha lasciato interdetta questa situazione legata ad Oliva che va al Valencia, mi pare di aver capito, e Sì, col Cagliari che ancora, diciamo, al momento non ha preso nessuno. Poi si dice che domani Giulini va in Olanda a trattare Sean che è svincolato. Mi augurerei che sì. almeno comunque si riuscisse a prendere, perché se no non avrebbe senso questa operazione. Comunque sia, in ogni caso non ha senso per me aver chiuso il mercato facendo uscire un giocatore e senza avere la reale certezza di aver preso un giocatore, perché si dice che va a trattare, cioè non si dice che va a chiudere, cioè che c'è già l'accordo col giocatore e quant'altro, perché da quello che ho letto mi è sembrato tutto fuorché convinto Scione di tornare in Italia al Cagliari. Lui auspicava, mi sembra, di tornare all'Ajax, da quello che ho letto. Quindi diciamo che la cosa mi lascia veramente basito, perché a centrocampo siamo numericamente insufficienti, punto. E tra le altre cose ieri Oliva, ti dico la verità, non mi è neanche dispiaciuto, nel senso ieri Oliva comunque secondo me ha fatto una partita sufficiente, niente di eccezionale, però sicuramente meglio lui di Marin in quel ruolo, e meglio Marin nel ruolo di interno, cioè diciamo di mezzala, interno, chiamatela come volete. Insomma, Marin comunque nelle ultime partite, sia contro il Milan in casa che anche ieri contro il Sassuolo, secondo me è stato uno dei migliori. Quindi sicuramente Marin va messo in quel ruolo.
Cioè, in questo momento un Marin lo vedo addirittura più performante di un Nandez. Nandez, onestamente, nelle ultime settimane mi è sembrato molto, no? Con la testa fra le nuvole, non lo so, anche quell'espulsione presa contro il Benevento, anche a Genova, sì, comunque la gara, tutto quello che vuoi, ma tecnicamente ha sbagliato tanto. Quindi lo Marin sicuramente lo vedo come un giocatore su cui puntare in quel ruolo. Riguardo al resto del mercato, per chiudere, perché non voglio inoltrarmi ulteriormente, abbiamo preso Lugani, ma come dicevate voi, sono entrato proprio nel momento in cui stavate ragionando di un possibile cambio modulo. Sì, secondo me non si spiega altrimenti diciamo, questa operazione di Lugani, che va quindi a arricchire numericamente parlando il reparto difensivo. Secondo me quindi è molto probabile che Di Francesco voglia puntare sulla difesa 3, perché a questo punto ci sta, perché un Rugani che lo prendi vuol dire che vuoi modificare secondo me il reparto difensivo, cioè vuoi dare, non lo so, maggiore solidità, cioè perché comunque alla fine Godin, Rugani, cioè non mi sembra un brutto reparto difensivo sulla carta, no? Anche lo stesso Cepitelli, qualche cappellata la fa, ma diciamo anche ieri mi è sembrato che abbia fatto una buona partita. Quindi sì, cambio modulo, ma che modulo staremo a vedere, insomma, perché Di Francesco ne ha provati talmente tanti in questo girone d'andata che onestamente si fa fatica a stare proprio nella testa del nostro allenatore. Sul giudizio del mercato non mi esprimo su un voto, cioè ci sono scelte onestamente che mi hanno lasciato un po' così interdetto. Sarà il campo a parlare, tanto le parole le porta via il vento. Assolutamente, il campo sarà sempre l'unica cosa che farà parlare veramente quello che è stato fatto da parte della società. Tra l'altro, mi è venuto in mente che, tra l'altro, in difesa noi non abbiamo preso soltanto Rugani, perché c'era anche Calabresi, quindi a maggior ragione stiamo rinforzando tantissimo il reparto difensivo. E poi, Andrea, volevo fare delle analogie purtroppo brutte. In quella partitaccia che tu hai nominato, quel Cagliari-Empoli, che tra l'altro se non mi ricordo male fu il ritorno di Zeman sulla panchina del Cagliari, e Assolutamente. quella partita venne disputata, ahimè, in quel fatidico 2014-2015, non voglio assolutamente ricordare cosa è successo, però ricordatevi che in quell'anno la prima giornata fu Sassuolo Cagliari, e detto questo io sto zitto. Giusto per dire, Esatto. Tra le altre cose, la Sassuolo Cagliari di quel campionato finì 1-1 come quest'anno al Mapei Stadium. Tra l'altro andammo in gol di vantaggio, se non mi Zaza. ricordo, ok, andammo in vantaggio mi sembra con assist di Balzano, mi pare, sulla destra, e poi in mezzo non mi ricordo che fece gol, forse sto scavolando. Comunque finì 1-1, sono convinto, mentre invece al ritorno vincemmo 2-1 con Zola in panchina, col gol di Dule Chop, non so se ve lo ricordate, Sì. col tappino vincente proprio di Dule Chop, primo gol di Rossettini e poi il gol di Dule Chop, insomma. Sì, esatto, bravo, con quell'esultanza. Dule Chop, tra l'altro, grandissimo rimpianto per quanto mi riguarda, perché per quello che prometteva secondo me poteva dare molto di più. Però a parte questo, sì, vabbè, diciamo, non cerchiamo tutte queste analogie, effettivamente ce ne sono, cioè se ci cominciamo a intrippare è la fine, è veramente la fine. Però sicuramente, ripeto, per l'andamento, non dico per l'andamento del match, ma non lo so, effettivamente ho pensato a quella partita anch'io, l'ho pensato esattamente in quel momento, e la cosa che mi ha fatto ovviamente più dispiacere è averla ritrovata anche appunto nei social, perché tantissimi nei gruppi del Cagliari e non solo hanno rievocato quel Cagliari-Empoli. Quindi ragazzi, facciamo le macumbe, però al di là delle macumbe qui ragazzi non vinciamo da inizio novembre. Questa è la cosa che a me fa veramente preoccupare, perché comunque una Sì. squadra che non vince da inizio novembre, cioè come si dice che vincere aiuta a vincere, perdere o comunque non vincere certamente porta a aggravare ulteriormente la situazione, e lì proprio sbagli, cioè viene meno anche la tranquillità per il classico gesto tecnico, il passaggio, lo stop, capito? Non sei più tranquillo, perché il calciatore da questo punto di vista è lo stesso allenatore, perché poi è un circolo vizioso che riguarda tutto l'ambiente. Comincia chiaramente a dire questa è un'annata di merda, dove vogliamo andare, eccetera eccetera, con una squadra che, detto fra noi, sicuramente non rappresenta la classifica che ha, perché al di là di essere tifosi, la squadra secondo me non può assolutamente rappresentare il terzultimo posto che in questo momento stiamo occupando. Non siamo da Europa League, ma siamo tranquillamente da metà classifica, ragazzi, per i valori che abbiamo siamo da metà classifica tranquilla. È inammissibile appunto trovarsi alla metà del campionato in questa condizione di classifica.
Assolutamente, penso che questo sia lampante sotto gli occhi di tutti, anche sotto quelli di chi sbandierano una retrocessione già avvenuta quando in realtà abbiamo appena cominciato il girone di ritorno, quindi secondo Sì, me sì, fare anche c'è certi tutto, commenti da no, no, subito. c'è tutto il girone e sicuramente questo ci dà l'opportunità ancora di essere speranzosi. Però è chiaro che adesso, come qualcuno ha tuonato, bisogna invertire un trend, come dice Di Francesco, ma io dico di invertire il trend anche, per esempio, con le big. Quindi domenica siamo chiamati ad un impegno probante, lo so perfettamente, ma il Cagliari deve scendere in campo cercando di fare il colpaccio, perché adesso abbiamo bisogno di quella scintilla che ridia fiducia a tutto l'ambiente, in primis ai giocatori. Sicuramente contro Lazio non sarà per niente semplice, perché la Lazio è una delle squadre che si esprime al meglio quando gioca al 100%, specialmente quando i suoi interpreti principali, Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Savic su tutti, si esprimono al 100%, sono dolori per tutti. Però ragazzi, dobbiamo assolutamente, abbiamo necessità di una vittoria. Purtroppo, cioè ieri poteva essere l'occasione buona, cioè ieri veramente vincere ci avrebbe dato quello slancio morale, perché a livello di classifica sì, saremmo tornati diciamo quartultimi, però non sarebbe cambiato tantissimo proprio a livello di classifica, ma a livello di morale sarebbe cambiato tantissimo. E Esatto. quella è la cosa che mi fa ovviamente incazzare, perché chiaramente lì un minimo di attenzione in più nel contrasto magari di Oliva, che poteva essere un pochettino più cazzuto nel contrastare quello che poi ha fatto il cross, e soprattutto di Sottil, che non si può proprio, io mi sono dato a rivedere i replay ieri, me lo sono guardato a rallenti continuamente, si vede chiaramente che Sottil pensa ai cazzi suoi, scusatemi il francesismo. Queste cose non sono ammissibili. Si sa che quando gli attaccanti vanno a difendere succede sempre qualcosa che non dovrebbe succedere, purtroppo. È una legge non scritta. Intanto Sì, Marco la infatti. butta sul filosofico, dice la prossima sarà Lazio-Cagliari, e se l'incantesimo maledetto iniziato con il Cagliari-Lazio dell'anno scorso dovesse finire questa domenica, ma Ma magari, speriamo, ma ma speriamo, magari, ma assolutamente, ma magari. magari. Intanto Franco dice: ciao ragazzi, sono fiducioso in una ripresa del Cagliari. Quello lo speriamo tutti, penso, Franco. E intanto ti dice: se ricordo bene, Andrea abiti a Rosignano. Esatto. Confermo. Mia ha ripetuto 2 volte la parola vive, penso che in mezzo ci sia un parente. Vive a Castiglioncello. Chissà se ci si possa incontrare. Dalla Sicilia, forza Cagliari. Castiglioncello assolutamente, è qui vicino, quindi direi di sì, proprio è accanto, proprio a 2 passi, quindi assolutamente. Intanto Matteo mi dice: manca la più importante tra le cessioni, Pajak. Ah, ma alla fine c'è andato al Brescia Pajak? Sì, 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 c'è Perché io andato, c'è non. andato. C'è Sì, andato, confermo. ok. E anche Tra questo l'altro, ennesimo mistero, proprio un giocatore che non inspiegabile. ha mai avuto un senso in quel di Kai, mandato in prestito, richiamato, fatto giocare una partita, poi rimandato a fanculo da un'altra parte. Deve aver trombato la moglie di Giulini, non c'è altra spiegazione. Probabilmente, Non c'è probabilmente. altra spiegazione, cioè ragazzi, cioè, non trovo una spiegazione logica, cioè ragazzi, ditemi, specialmente con la concorrenza che ha avuto in questi anni, cioè nel senso, ora avessimo avuto dei fenomeni, ti dicevo, vabbè, era un buon giocatore, però c'era davanti Tizio, Caio, no, avevamo Nico Giannis, Mianghè, cioè sti fenomeni, nel senso, no? Quindi, bah, vabbè, Van der Wiel. Vanderbilt, esatto. Vabbè, Tra l'altro, Andre, vuoi piangere? Lo dico anche a vai. te, Pietro. Il Pescara ha preso Tabanelli, De Sena e Giannetti. Giannetti l'avevo sentito, sì. Mi piange il cuore. Tutti arretti con Diverti con Giannetti, Giannetti, ragazzi. esatto. Quanti Assolutamente. ricordi? Ecco, però non ricordiamo troppo, perché se no mi Sì, fai pensare infatti, alla Serie B. infatti. Ecco, cioè, non pensiamo alla Serie B. Intanto Andre Gabriele fa un commento di cui abbiamo ragionato anche prima io e Pietro, per cui sarei curioso, molto curioso di sapere anche la tua, e riguarda Gabriele Zappa. Mm. Dice: Zappa è un po' sprecato in difesa, secondo me. In centrocampo, di lato, quindi come esterno a tutta fascia, spaccherebbe come Sottilla al 70°. Tu sei di questo avviso o vedi comunque Zappa più come un terzino comunque?
Ma allora, sicuramente vedo uno Zappa che sul piano difensivo mostra sempre qualche lacuna. È migliorato, perché sarebbe ingiusto dire che ad oggi Zappa è lo stesso della prima giornata. La prima giornata oggettivamente si vedeva che aveva grosse difficoltà a difendere. Di Francesco probabilmente ha fatto un lavoro chiaramente su di lui, però effettivamente per quella che è la resa da parte di Zappa nelle ultime settimane, sì, sono d'accordo, forse lo vedrei meglio tolto e privato di qualsivoglia compito difensivo, cioè, o qualsivoglia, diciamo limitato rispetto ai compiti difensivi che chiaramente deve ricoprire in quanto terzino, perché il terzino classico ovviamente deve attaccare e difendere allo stesso modo. Chiaramente è difficile sul piano atletico, insomma, essere poi lucido e quant'altro. Lo Zappa delle prime settimane mi aveva ben impressionato a livello offensivo, meno sul piano difensivo. In questo momento direi che si è un po' perso per strada, sia in un senso che nell'altro, cioè difensivamente parlando non ha fatto delle cappelle clamorose, perché poi i gol che abbiamo presi non penso si possano identificare in un singolo giocatore. Credo che sia proprio un discorso di squadra, di reparto, ma non solo, anche del centrocampo, come diciamo sempre. Però a livello offensivo si è perso molto nella sua spinta, complice sicuramente un Cagliari che nelle ultime settimane è diventato comunque certamente più timoroso, sempre più timoroso, perché se c'era una cosa che quantomeno fino a un mese e mezzo fa ci aveva contraddistinto, è che comunque la palla dentro la buttavamo sempre, cioè almeno 1 o 2 gol li facevamo, poi magari ne subivamo anche uno in più rispetto a quello che facevamo. Poi nell'ultimo mese e mezzo a livello offensivo ci siamo praticamente azzerati, cioè insomma ieri era praticamente 5 partite che non segnavamo, se non mi sbaglio, mi pare a un certo punto avevano fatto il conteggio, erano 4 partite e mezzo, insomma una cosa del Dalla genere. partita Quindi con l'Atalanta o col Benevento? ok, Col insomma, Benevento, quindi mi sa. stiamo parlando di diverse partite comunque che sono passate e credo che il gioco dei terzini da questo punto di vista, cioè il gioco di Di Francesco che si puntasse molto, cioè fosse molto focalizzato sulle fasce, Zappa da questo punto di vista ha perso molto smalto. Quindi che ne sappiamo? Magari appunto ecco, questa logica del prendere Rugani potrebbe appunto portarci, come dicevamo prima, sempre ricollegandoci a quel discorso, a un cambio modulo e potrebbe lasciare uno Zappa o un Calabresi da una parte, chiaramente perché abbiamo preso Calabresi che credo potrebbe ricoprire quel tipo di ruolo, no? Nel senso o terzino o comunque esterno alto e dall'altra parte Lico Giannis, anche se Lico Giannis come dicevi te è tutta fascia, insomma sono troppo entrato nel momento in cui lo dicevi, non è esattamente che mi faccia esaltare più di tanto, però quello abbiamo e del resto ci dobbiamo accontentare, anche perché purtroppo Tripaldelli non si è dimostrato al momento all'altezza. Tutte le volte che è entrato Sì. l'ho visto particolarmente acerbo, ma tanto acerbo, tantissimo. Assolutamente. Intanto, Andre, ti faccio prima una domanda che sarà fatta dalla chat e poi una domanda che vorrei fare sia a te che a Pietro, però prima facciamo questa che è solo per te. Roberto ti chiede, tu chi faresti giocare come punta? Mm. Ma in questo momento è difficilissimo perché cioè, allora, c'è un problema secondo me anche da parte della squadra che non capisco se hanno dei problemi di vista o quant'altro, nel senso che Simeone è un giocatore che ama giocare sulla profondità, ok? Io non capisco come mai il più delle volte con Simeone in campo si gioca con i lanci lunghi. Ora, ieri qualche cosellina in più l'ho visto, niente di eccezionale, però qualche pallone in più in profondità l'ho visto, devo essere onesto. Però fino alla gara di Genova, cioè nel primo tempo, se voi andate a vedere, cioè a un certo punto Simeone si è sbracciato perché non ne faceva più, cioè lanci lunghi continuamente come se ci fosse Pavoletti. Ok, entra Pavoletti e facciamo il contrario, cioè, nel senso neanche un cross in mezzo che Pavoletti, a parte ieri appunto il cross dove è nato il gol di Gian Pedro, che è stato l'unico cross che abbiamo messo in area da quando è entrato Pavoletti. Pavoletti è entrato al 70esimo, mi pare, al 65esimo, insomma è entrato abbastanza presto, ecco, anche per quelli che di solito sono i cambi che Di Francesco li fa secondo me tardivamente, ieri secondo me li ha fatti anche con un tempismo giusto. Quindi c'è un equivoco tattico, tecnico, non lo so, proprio di caratteristiche dei giocatori. In questo momento è difficile giudicare, sono tutti secondo me attaccanti demotivati, perché comunque non trovano la via del gol da una vita. Simeone, primo fra tutti, perché non lo trova da Bologna-Cagliari persa 3-2. Pavoletti ne ha trovato uno solo contro lo Spezia, quel gol di tacco, poi basta.
Cerri neanche a dirlo, cioè quindi chi facciamo giocare? Cioè mi verrebbe da dire veramente di mettere qualcun altro, cioè di chiamare qualcuno della primavera, perché stiamo parlando di tutti di giocatori veramente sfiduciati. Il problema è secondo me sempre legato a come intendiamo giocare, a come intendiamo metterci in campo, perché la sensazione che ho sempre è che l'attaccante sia lasciato un po' solo, cioè diciamo solo là davanti, ecco. La sensazione che ho è questa sostanzialmente, non so se voi siete d'accordo, perché cioè, a livello offensivo qualche occasione la creiamo, però sono sempre comunque più delle volte giocate estemporanee del singolo. Ieri Joao Pedro che si allarga sulla fascia, si accentra e tira in porta, Esatto. che prova a tirare la distanza perché lui ce l'ha. L'unica azione decente è stata quella del gol, se vogliamo, no? Nainggolan cambio di gioco, Sottil sulla posizione di Marin, quella è stata un'azione perfetta, ma l'unica della partita perfetta. Dovremo essere in grado di giocare più palla a terra, più con cambi di gioco sulle fasce, per cercare di essere meno prevedibili, perché il problema è questo sostanzialmente, l'imprevedibilità, manca l'imprevedibilità. Non possiamo puntare soltanto sulla giocata del singolo, bisogna cercare di tornare a quel concetto di coralità che io speravo di vedere con Di Francesco, perché se non altro Di Francesco nelle sue esperienze ha sempre avuto questo mantra, no? Delle sue squadre, Certo. di far esprimere in un certo modo. Qualcosina si era intravisto fino alla gara, devo dire, di Verona. Contro il Verona, secondo me, è stata la miglior partita del Cagliari, non so se soprattutto il secondo tempo, il primo tempo, ma il secondo tempo è stato secondo me il miglior Cagliari di tutta la stagione. Perché non ritrovare quel Cagliari lì? E lì c'era Pavoletti, Cioè Pavoletti era il gol di Marin, ha fatto un lavoro clamoroso sul gol, sponda, inserimento del centrocampista e gol. Questa è una cosa che dovremmo cercare di vedere più spesso, invece si è persa per strada un po' questa logica, sicuramente l'assenza di risultati ha complicato questo processo di crescita che era stato avviato inizialmente. Sì, poi secondo me c'è anche da dire che Simeone insieme a Nandez sono quei due giocatori che una volta tornati dal Covid sembrano l'ombra dei giocatori che erano prima. È diventato allucinante quanto corrano molto di meno, dimostrino molto meno affiatamento anche con i compagni, è un qualcosa di Ecco, veramente strano. sull'affiatamento ti do ragione, perché sulla corsa, per dire un Simeone, ma anche lo stesso Nandez, io non dico nulla. Anche Simeone è uno che si sbatte, anche ieri si è sbattuto. Non è che si può dire che Simeone non si sbatta. Il problema è che sono tante volte corse fine a se stesse, corse che li fanno sprecare energie inutili, perché non sono funzionali al gioco della squadra in quel momento. Nandez lo stesso, anche Nandez quando magari delle volte lo vedi fa pressing, va a fare il fallo sull'avversario, lo vedi che è frustrato perché comunque non è una cosa fatta coralmente, appunto come hai detto te, un affiatamento di gruppo, che è quello che effettivamente è mancato nelle ultime settimane. Ieri non ti dico che si è visto, qualcosina in più si è visto sul piano dell'impegno, cioè ho visto qualcosa in più rispetto alle settimane scorse, però non basta, perché oggettivamente sul piano del gioco non incidiamo per quelli che sono i valori che abbiamo. Cioè la cosa che mi fa rabbia è questa, cioè abbiamo giocatori tecnicamente validi, abbiamo delle caratteristiche di vario genere, abbiamo sia quello che ti punta l'avversario e te lo può saltare come Sottil, abbiamo quello che appunto ti può tirare la distanza, cioè, abbiamo tante caratteristiche diverse e non riusciamo a creare un'amalgama che ci permetta poi di esprimerle in un gioco fluido che ci porti a creare delle occasioni da gol nitide, capito? Assolutamente. Adesso giungo alla domanda. Se vuoi rispondere, Pietro, vai, rispondi, scusa. No, io non ho nulla da dire perché Andrea mi ha tolto le parole di bocca in senso positivo. Vedo che è stato esauriente già dall'inizio, quindi mi trovo d'accordo. Poi Andrea, appena attacca a parlare, ti fa Wikipedia, Mamma mia, allucinante, quanto mi sei mancato. È sempre un piacere ascoltare Andrea, quindi potrebbe parlare ancora per ore. Quindi adesso ammoniamo Andrea, lo facciamo stare un attimo in panchina e rispondi per prima tu, Pietro. Allora, io nella partita contro il Sassuolo ho notato una cosa. Andrea, mi raccomando, ascolta anche tu, che dopo devi rispondere pure te. Noi abbiamo puntato sul mercato invernale a prendere un difensore come Calabresi e ieri, durante la partita,
il mister sarà che non sarà in condizione, quello che volete. Calabresi, per chi non lo sapesse, può giocare principalmente, sarebbe un difensore centrale, ma può giocare anche adattato come terzino destro. Però Di Francesco ha deciso di far entrare Valukiewicz e di farlo giocare lì come terzino destro. Io Sì. personalmente, quando ho visto questa cosa, ho guardato come per dire, a sto punto me tenevo Faragò. Cioè, perché cazzo hai fatto tutto sto casino? Perché hai dovuto far entrare Valukiewicz? Come, secondo te, che senso ha avuto partire nel calciomercato estivo e iniziare la stagione quando che avevi sostanzialmente tre terzini destri, perché avevi Faragò anche se un adattato, Zappa e Pinna, e ritrovarsi al calciomercato invernale, alla fine del calciomercato invernale, con un solo terzino che presumibilmente potrebbe giocare meglio da esterno e sostituirlo con quello che è un difensore centrale. Cosa ne pensi? Ma guarda, io faccio un discorso proprio su Valukiewicz, a parte che sul mercato sono un altro paio di maniche, perché come hai detto tu non è possibile trovarsi con tre terzini di cui non si sa neanche che cosa farne precisamente, perché alla fine Zappa rende meglio da esterno, Faragò è un adattato, ma noi l'abbiamo rovinato ancora un altro anno tenendolo sulla fascia, e Pinna che non si capisce perché non si voglia puntare su di lui, anche perché ha comunque caratteristiche abbastanza simili a Zappa, per quel poco che abbiamo visto anche quando c'era Marani in panchina. Adesso ci ritroviamo con un terzino che è più esterno, senza un vero e proprio rincalzo, perché vuoi usare Calabresi per far rifiatare Zappa. Poi a sinistra chi metti? Nico Giannis, così non hai spinta sulle fasce, non ha senso. E poi arrivando al discorso su Valukiewicz, lui è un difensore moderno nel senso che ha degli ottimi piedi, ha sbagliato tanto nelle ultime uscite, però di base non so cosa sia successo qua. T'ho messo io a tutto schermo, Ah, tranquillo. ok, ok. Ok, dicevo, Valukiewicz è uno che ha degli ottimi piedi di base, quindi per me deve stare centrale al massimo. Se proprio Di Francesco vuole fare un azzardo, lo può provare come regista, ma qui faccio proprio un azzardo molto fantasioso. Però secondo me, ripeto, la società non ha avuto le idee chiare già da inizio stagione, perché se vai a prendere un mister come Di Francesco devi sapere i giocatori da prendere e devi essere sicuro del tuo progetto. Non è che parti con tre terzini ad agosto e mi finisci a gennaio con uno. Assolutamente. E vediamo anche, vediamo, io personalmente lo vedo, Andrea che fa sì con la testa e gli cediamo subito la parola. Prego. Guarda, io sono d'accordissimo con Pietro perché comunque quello che ha detto nell'ultima frase è, diciamo, la sintesi perfetta. Quando prendi metodi come Di Francesco, devi sapere appunto che il progetto tecnico si fonda su dei concetti chiari e netti. E come ha detto lui, la società non è apparsa sicuramente con le idee chiare e la dimostrazione è appunto le operazioni che ha fatto sia nel precampionato, insomma, prima di partire chiaramente col campionato e anche comunque in questo calciomercato. E la dimostrazione, ad esempio, non so, può essere anche un Onas che è arrivato e dopo pochi mesi se ne va per andare a Crotone. Cioè, secondo me già questa è una cosa che fa pensare, no? E poi anche il discorso dei terzini che diceva Pietro è giustissimo. Ora, sulla domanda che hai fatto te, che hai posto te, io credo che ci possono essere varie motivazioni. Calabresi era appena arrivato, quindi magari ci sta anche che la scelta non sia ricaduta su Calabresi, semplicemente per il fatto che deve entrare ancora un minimo nei meccanismi, diciamo. Ora te mi potrei dire, vabbè, ma anche Nainggolan, vabbè, ma Nainggolan è una cosa diversa, cioè Nainggolan Quello sì. è un giocatore che anche se è arrivato da un giorno ci si aspetta per quelle che sono le sue doti, per quelle che è quello che rappresenta chiaramente a Cagliari, è un giocatore che puoi tranquillamente mettere subito in campo e così è stato. Calabresi sicuramente è un giocatore che minimo deve entrare nelle dinamiche, negli schemi di gioco, quindi ci sta anche che la scelta non ricada su di lui. Poi non lo so, può darsi anche che ci fosse una volontà da parte di Francesco,
di provare a difendere ancora meglio questo risultato. Qualcuno potrà dire è stato un errore perché hai fatto sì che il Sassuolo, ma non credo che sia questo il problema, perché ripeto, poi il Sassuolo, se andiamo a vedere le occasioni che ha avuto dal gol di João Pedro in poi, quante occasioni ha avuto? Cioè, io non me ne ricordo di occasioni nitide. Quindi il Cagliari si era comunque, cioè, magari sbaglio, ma di occasioni nitide dopo il gol di João Pedro non mi sembra che ce ne siano state clamorose, ok? Quindi vuol dire che il Cagliari tutto sommato comunque aveva difeso con ordine, aveva difeso bene, ci stava mettendo la giusta grinta, quindi il cambio di per sé di Walukiewicz ci stava. Certamente era un cambio conservativo, ovvio, ci sta come logica, però non lo critico più di tanto, perché poi lo stesso Walukiewicz non ha commesso, mi sembra, particolari errori, perché ripeto, secondo me il gol l'abbiamo subito, mi dispiace dirlo, per colpa di Sottil, nel senso lì se Sottil si trova in area deve marcare, cioè se no stai davanti e fai capire a Walukiewicz che ci deve stare lui, a parte che era impossibile perché poi comunque Walukiewicz era anche su un altro uomo, quindi Walukiewicz non può stare su due uomini contemporaneamente, ma a parte questo, ripeto, come valuto la scelta del cambio di ieri, secondo me è una scelta che alla fine non ha inciso sul risultato finale, perché secondo me il Cagliari, come detto prima, nelle condizioni a cui arrivava a questo match, in cui arrivava a questo match, difficilmente si poteva pensare che potesse andarla addirittura a raddoppiare. In altri tempi, magari inizio campionato, avrei detto di sì, cioè nel senso magari con una tranquillità diversa, sei solo 1-0, giochi in casa e devi chiaramente provare a raddoppiare, perché sai che può esserci vinculata dell'ultimo secondo, ma in una condizione mentale come quella in cui eravamo noi ieri ci stava, cioè io non me la sono presa con il Cagliari per aver difeso, eccetera, perché non abbiamo sofferto più tanto, ok? Cioè io non mi ricordo di parate di cranio, occasioni clamorose, eccetera. La cosa che magari dovevamo fare meglio, l'ho detto prima, era tenere un po' più il pallone, Pavoletti doveva proteggerlo meglio e Sottil doveva marcare in quell'occasione, punto. Questi sono gli aspetti e i motivi per cui ieri non abbiamo vinto, non per il cambio di Walukiewicz che è entrato appunto al posto di Zappa. Questa è la mia valutazione. Detto questo, secondo me ci saranno certamente occasioni anche per Calabresi, specie, ribadisco, se andremo incontro a quel tipo di soluzione magari con la difesa 3, perché secondo me, ribadisco, un Rugani in entrata non può che significare questo, cioè con un reparto certamente che si va a rinforzare, una difesa 3 e un centrocampo che lì vedremo appunto se sarà un centrocampo a 5, un centrocampo a 4, insomma ci sono tanti discorsi da affrontare da questo punto di vista. Vedremo, io mi auguro che Di Francesca riesca a trovare il bandolo dalla matassa, mi auguro veramente che Di Francesco sia l'uomo con cui riusciremo a risollevarci, nonostante le criticità, nonostante i dubbi che anch'io ho, perché chiaramente insomma anche Di Francesco sta cominciando a diventare un po' monotematico nelle sue conferenze stampa, dobbiamo invertire il trend, sì, è da 2 mesi che dice che dobbiamo invertire il trend, insomma vorremmo che questo avvenisse realmente sul campo, oltre che nelle intenzioni. Un po' come i Rastelli, i ragazzi hanno dato tutto, sempre Sì, quello sì. diceva. Ma sì, ma questo è il problema che riguarda secondo me proprio tutti gli allenatori, nel senso Sì, nessuno sì, si salva. Forse l'unico veramente che è apprezzabile è Gattuso. Gattuso forse sì, è l'unico che dice le cose pane al pane e vino al vino, come si suol dire in questi esatto. casi. Non te le manda a dire e anche ieri l'ha dimostrato, insomma, dicendole diverse al suo stesso presidente. Ad Sì. avercene come Gattuso proprio sul piano umano e sul piano proprio dell'onestà intellettuale. Poi sul lato tecnico dell'allenatore si può discutere, ma sul lato umano nessuno lo batte. Assolutamente. Intanto rispondo velocemente a Giorgio dicendo che lui dice che Calabresi l'avrebbe messo a prescindere al posto di Baldelli, però Calabresi comunque gioca a destra, non gioca a sinistra. Una piccola precisazione. Tra l'altro mi stavo facendo il calcolo mentre Andrea parlava e credo proprio che il Cagliari andrà a sbattere in una difesa a 3, perché facendomi il conto siamo arrivati a quota 6 difensori centrali e quindi a meno che tu non voglia giocare con la difesa a 3, 6 difensori centrali sono veramente un'enormità. Quindi, perché ricordiamo, abbiamo Godin, Ceppitelli, Valukiewicz, Carboni, Clavan e Rugani, senza contare che c'è Calabresi che può fare il jolly. Quindi di questo passo, Sì. secondo me, la difesa a 3 Sì, secondo me non ci sono, guarda, non ci sono dubbi sul fatto che giocheremo con la difesa 3, cioè hai detto bene, proprio matematicamente parlando siamo 6 difensori centrali, quindi se no di cosa te ne fai 6 difensori centrali in una difesa 4?
Però quello che, come dire, mi sta facendo venire ulteriore mal di testa a quello che già avevo precedentemente è quello che vorrà fare dalla metà campo in su. Perché io continuo a sostenere che sicuramente Nainggolan deve essere utilizzato di più vicino alla porta, e la dimostrazione appunto è stata ieri che comunque la giocata, e non solo la giocata, ma proprio di per sé comunque Nainggolan rende di più in quel ruolo. Di certo non da regista proprio crocione X, al massimo proprio in emergenza come mezzala, ma al massimo proprio, al massimo, ma deve giocare sicuramente più vicino alla porta. Quindi presupponendo che Nainggolan sia o il trequartista o uno dei trequartisti, come ci posizioniamo a centrocampo? Allora, immaginiamoci appunto che ci sono i due esterni, Lico Giannis e Zappa, mettiamo, ok, quindi 3, poi 2, in mezzo quanti ce ne stanno in mezzo, come ci disponiamo? Cioè, io in poco Marin e ve lo descrivo. Duncan Quindi è un 3-4-2-1? 2-1. Sì, 2-1, ok, potrebbe essere, quindi diciamo senza regista, cioè non esatto. abbiamo regista, cioè il regista diventa il difensore centrale sostanzialmente, Sì, mettiamola così, la cioè si manovra parte. sicuramente partirebbe da dietro. Esatto, quindi diciamo un Godin, o sì, un Godin, perché non credo che Rugani abbia, diciamo, caratteristiche da regista, insomma, non mi ricorda un Bonucci della situazione, ecco. Godin lo vedo più, diciamo, portato, ecco, anche lo stesso Cepitelli delle volte, ma più Godin, perché Cepitelli è forse più... Quando gioca Pavoletti Cepitelli va bene, perché è lancio lungo, Cepitelli è del lancio lungo. Se c'è Simeone, meglio Godin, eventualmente, perché forse ci evita qualche lancio lungo in più. Sì, io penso che sia quella la strada, un 3-4-2-1. Certo è che effettivamente a quel punto Sottil, Lo diciamo fai dallo entrare a partita schieramento, in corso esatto, esatto. e togli o una mezzala o un esterno, a seconda di come va la partita, Sì, sì, probabilmente. probabilmente sarà questo l'incipit, cioè anche perché forse da un certo punto di vista, cappellata a parte ieri, che ovviamente mi fa girare le scatole sempre di pensarci, Sottil comunque effettivamente può essere quel giocatore che ti può dare quello strappo, perché ha diciamo progressione Mm. dal settantesimo in poi può essere chiaramente una chiave importante, soprattutto per prendere in velocità i difensori che magari sono un po' più stanchi. Quindi effettivamente sì, certo è, sicuramente a lui non piacerà questo ruolo da panchinario, da subentrante, però tant'è che effettivamente non credo che ci siano altre soluzioni. Intanto vi faccio una domanda così a bruciapelo, prima Pietro e poi Andrea. Pietro, tu continueresti a puntare su Simeone o daresti un'altra possibilità o continueresti magari a puntare su Pavoletti? Per il gioco di Francesco di base direi Simeone, Sì. però per forma, se anche si vuole dare un gioco alternativo, Pavoletti, perché Di Francesco non può continuare a fare il gioco che faceva anche 5 anni fa con il Sassuolo. Devi saperti adattare alla rosa che hai, devi capire che se Simeone non è in forma devi avere già un altro metodo di gioco già pronto, con un Pavoletti che se sfruttato bene può sicuramente dare il meglio di sé. Tu Andre? Allora, sono d'accordo con Pietro perché Di Francesco già ai tempi se ne parlò, insomma, che l'avvento di Francesco vedeva un po' fuori dai radar di Cagliari Pavoletti, già anche per quello che era successo a Sassuolo, che già Sassuolo comunque lo scartò. E quindi mi verrebbe da dire sì, Simeone. Però ti dico che secondo me bisognerebbe che Di Francesco lavorasse maggiormente a partita in corso, non dall'inizio, perché dall'inizio so che è difficile, ma a partita in corso devono lavorare meglio Pavoletti e Simone insieme. Cioè, a partita in corso, secondo me, bisognerebbe anche avere, diciamo, provare l'azzardo di una doppia soluzione. Il più delle volte Di Francesco li ha tolti o uno o l'altro. E io continuo a ripetere, l'attaccante lì davanti, così facendo, mi sembra troppo solo. Cioè, questa è la sensazione che ho. Quindi bisogna dare anche un po' di più peso là davanti, quindi non dico dall'inizio, perché all'inizio sarebbe difficile perché dovresti anche togliere uno fra João Pedro e Nainggolan, no? Nell'ottica, quindi anche no, perché oggettivamente João Pedro è l'unico che segna, nel senso oggettivamente Nainggolan non si può tenere certamente fuori, però a partita in corso secondo me è una soluzione su cui Di Francesco deve puntare maggiormente. Un Pavoletti Simeone secondo me ci può stare tranquillamente.
mentre invece su Cerri sì, devo dire che Cerri delle volte è entrato anche neanche così male, tecnicamente parlando, l'ho visto fare anche delle sponde interessanti, però alla fine l'attaccante deve buttarla dentro, e se poi quando hai l'occasione buona come a Marassi contro il Genoa e non ti fai trovare pronto, siamo sempre lì, punto a capo. L'attaccante deve fare gol e purtroppo viene chiaramente ricordato, viene supportato per quello e viene infamato se non lo fa, ovviamente. Mi dispiace per il povero Cerri, ma chiaramente su di lui chiaramente non mi affiderei neanche più di tanto. Però Simeone in prima battuta è l'uomo su cui bisogna puntare per il gioco di Francesco, cioè per il gioco che vorrei vedere io, gioco palla a terra, perché cavolo, abbiamo i giocatori lì sulla tre quarti per poterlo fare quel gioco. Nangolan, Joao Pedro, Sottil quando entra, ma lo stesso Gaston Pereiro, se entrasse in un'ottica di un certo tipo, sarebbe tecnicamente forte, perché il tocco ce l'ha, la predisposizione appunto a gestire il pallone in un certo modo ce l'ha. Quindi io punterei su Simeone da quel punto di vista, però a partita in corso, in base chiaramente a come si mette il match, una coppia Pavoletti-Simeone la vedrei comunque bene. Intanto scusate, ma il commento di Giorgio mi ha fatto troppo ridere perché dice Pavoletti o si taglia quei capelli o deve marcire in panchina. E non è che abbia tutti i torti, perché quei capelli sono veramente orribili. In effetti è abbastanza obbrobrioso, sono d'accordo. E poi volevo riprendere volevo fare un ragionamento su quello che ha detto Pietro e domandarvi allora di conseguenza un'altra cosa, perché Pietro ha detto una cosa che non è assolutamente sbagliata e poi hai ripreso anche tu, Andrea. Se a Di Francesco non vengono dati i giocatori all'altezza, è un po' diciamo assurdo chiedere che Di Francesco possa giocare come lui vuole far giocare la squadra. Però qui abbiamo un'incongruenza, perché quando è stato presentato Di Francesco, e ricordiamo è stato presentato insieme al nuovo direttore sportivo Carta, il presidente ha affermato che la squadra e la gestione della rosa sarebbero state totalmente nelle mani del DS e dell'allenatore. Quindi io vi chiedo, di conseguenza, l'assenza di eventuali giocatori che possono essere congeniali al massimo per quello che è il gioco di Di Francesco, di chi è la colpa di questa assenza, dell'assenza di quei giocatori? Perché, stando alle parole del presidente, sarebbe stato inutile, perché Di Francesco è lui che chiedeva ai giocatori, ne parlava col DS, quindi di chi è la colpa? Prima Pietro e poi Andrea. Ti dirò, è una situazione talmente controversa che non saprei veramente trovare un colpevole. Sicuramente abbiamo imparato a vedere come Giulini parli, ma poi sotto sotto, per esempio, anche io non mi riferisco in generale a tutta la gestione. Vi faccio un esempio semplice, ma che secondo me è lampante. Perché c'erano stati diverbi con Maran, fra Maran e Giulini? Perché il mercato non è mai stato affidato con carta bianca al direttore sportivo. Giulini ha litigato anche con Carli quando voleva prendere Maran, quando voleva prendere determinati giocatori. Secondo me Giulini deve capire che se in conferenza dice che lascia carta bianca ad allenatore e direttore sportivo, lo deve fare sul serio. Non che poi va a fare lui intrugli di mercato che poi alla fine vanno a confondere ancora di più la squadra. Quindi secondo me ci deve essere maggiore chiarezza non di parole ma di fatti da parte del presidente. Poi è ovvio che gli scenari del mercato sono imprevedibili, quindi anche un minimo evento può scombussolare una trattativa, però secondo me, ripeto, la colpa è di Giulini perché ci devono essere più certezze concrete da parte sua. Sì, sono d'accordo, cioè non voglio sempre puntare il dito nei confronti della società, ma indubbiamente quello che si denota è proprio questo, cioè che tutte le volte si dice una cosa e poi se ne fa un'altra. E il problema, come ho detto tante altre volte, come abbiamo detto tante altre volte, non è neanche tanto l'investimento in termini economici che Giulini fa, perché Giulini comunque può stare simpatico, antipatico e quant'altro, ma almeno una cosa oggettivamente dobbiamo dirla, i soldi comunque sul Cagliari secondo me ce li ha messi, perché poi se vai a vedere tutti gli acquisti che ha fatto, li vai a sommare rispetto alle cessioni, sicuramente lui ci va a perdere, senza alcun dubbio. Ed è lì che nasce ulteriore rabbia, perché se lui avesse la lungimiranza
di far gestire, come ha detto giustamente Pietro, il calciomercato a un DS vero, non a un DS fantoccio come questo qua che abbiamo adesso, perché oggettivamente Carta è un fantoccio, perché è così, non possiamo dire altro. Se lo facesse gestire davvero a un DS e al proprio allenatore, certamente non ci ritroveremo con quello che è successo con Onas. Cioè, Onas è l'esempio lampante di un giocatore che probabilmente neanche Di Francesco aveva chiesto, che Di Francesco l'ha preso giusto perché, vabbè, via, c'è questo, mi hanno dato questo, proviamo a vedere cosa succede. Ma il fatto che dopo 3 mesi questo se ne vada via mi fa pensare che Di Francesco in realtà non l'abbia chiesto Onas, no? Mi sembra oggettivo, perché se no dopo 3 mesi un giocatore non va via se l'allenatore ci crede e ci punta. Come invece magari può essere il caso di Sottillo. Sottillo invece lo vedo più come una richiesta dell'allenatore, ok. Però se appunto le cose vengono fatte a metà, è chiaro che il risultato è quello che abbiamo visto in questo girone d'andata, con un Di Francesco che ha cambiato modulo 500 volte, con un Di Francesco che è partito col 4-3-3 che era il suo mantra, poi ha cambiato nel 4-2-3-1, poi addirittura è passato alla difesa 3 e addirittura sembrerà forse la difesa 3 alla fine, il modulo finale per quello che sono stati i ragionamenti che abbiamo fatto. È assurda questa cosa, cioè è assurda che un allenatore che era venuto a Cagliari, era stato proclamato a Cagliari come allenatore che ci avrebbe fatto vedere finalmente un buon gioco, sia stato costretto dopo pochi mesi, anche complice questo calciomercato, questo appunto che si è appena concluso oggi, a cambiare ulteriormente il modulo. Questo fa capire veramente la grande confusione che c'è ancora una volta intorno al Cagliari, e purtroppo questo è legato essenzialmente alle scelte, indiscutibilmente alle scelte che fa Tommaso Giurini, punto, fine. Cioè il fatto che Di Francesco magari domenica, di cui concludo, sarà costretto a schierare la difesa 3, perché io lo vedo come una costrizione, cioè nel senso, Sì. è vero che Di Francesco mi pare che abbia già giocato, tanti hanno citato i quarti di finale contro il Barcellona della Roma, no? Dove fece la rimonta 3-0, ma Di Francesco ha giocato principalmente e prevalentemente col 4-3-3. Quella è stata una situazione legata agli avversari, cioè giustamente ha detto ok, me la voglio giocare così perché questa è una partita che mi sento di giocare così, ma il suo mantra calcistico è il 4-3-3, cioè lui è uno Zemagnano, 4-3-3, cioè il fatto che lui alla fine abbia giocato con 4-3-3 forse una sola volta, cioè contro il Sassuolo, forse le prime 2 o 3 partite, non mi ricordo nemmeno quante, e poi dopo l'abbia mollato, è stata una sconfitta fin dal principio, è stata una sconfitta fin dal principio. E ripeto, speriamo e auguriamoci di salvarci, perché veramente il casino che è stato creato proprio anche a livello tattico, a livello tecnico, è chiaramente quello che ci ha portato finora a dei magri risultati. Il problema è questo. Speriamo veramente che in qualche modo, ripeto, Di Francesco tiri fuori il carattere e soprattutto tiri fuori il bando dalla matassa, che riesca anche a cambiare magari le sue idee e a far esprimere questa squadra come si deve, perché ripeto, i giocatori ci sono, ma non è semplice per un allenatore che comunque, va detto, è abbastanza, diciamo, no? Così. Perché Sì, Di Francesco molto col paraocchi. capito, Di Francesco è tutto tranne che fuorché malleabile sicuramente. Sì. Cioè lo sta facendo in questo momento proprio perché si rende conto che il 4-3 è un sistema insostenibile, perché se non se ne fosse reso conto fin dall'inizio, lui avrebbe continuato su quella strada, capito? Sì. Tra l'altro, ragazzi, quelli in chat, mi dovete dire quando, non mi ricordo se Pietro o Andrea ha detto che quello che abbiamo attualmente non è un vero DS, credo Andrea l'abbia detto. Sì, sì. Chissà perché tutti avete pensato poi a Capozucca. Io lo so che l'avete pensato, lo so che avete pensato a Capozucca, lo so. Vediamo se c'è qualche domanda da... Intanto Nicola De Siti chiede: ciao Andre, ti ricordi ancora della mia esistenza? Certo. No, quando mi dici nome e cognome io mi ricordo bene o male tutti voi. Ora ho detto, è vero che manco da youtuber da tanto tempo, però insomma i miei fedelissimi me li ricordo tutti. Mirko ci dice che il DS Carta gestiva un'edicola e vendeva i giornali. Ho detto tutto. Ecco, giusto. Allora incomincio a mandare i curriculum al Cagliari, sia mai che divento DS. Ci sono ottime possibilità. Ti assumo come talent scout, Andre. Pure Pietro, viene pure Pietro, vengono tutti, sì. vai. Di facciata, ci mettono Chiede noi, anche, tanto basta. chiede anche Mattia, così riesce a esprimere il suo sogno di prendere McKennie.
Esatto. Guarda, aspetta, nei confronti di Mattia forse non lo so, ma noi due sicuramente, io e te Pietro, abbiamo buone possibilità perché noi di facciata, Mireu, Pani, rappresentiamo noi il sardo, la facciata è, capito, è Esatto. sardo, poi dopo dietro c'è tutto il resto, però di facciata siamo il sardo che rappresenta Cagliari, capito? Allora, altri commenti, vediamo un po'. Allora, Roberto dice, col fatto che siamo da più o meno praticamente un anno senza tifosi, non è stato possibile iniziare i lavori per lo stadio nuovo. Da quello che so io, ci sono ancora degli scogli a livello procedurale, Burocratico. burocratico, esatto. Purtroppo, dico purtroppo, uno stadio non si può fare dall'oggi al domani. Siamo in Italia, ragazzi, siamo in Esatto. Italia. Quindi la burocrazia frena tantissimo. Tra l'altro, credo che non sia ancora stato smantellato del tutto il Sant'Elia. Ma No, non no, credo proprio. stanno lasciando... Se te ci fai caso, ora io non vivo a Cagliari chiaramente, però tipo l'altro giorno notavo la foto di Pisacane quando è andato via, no? È andato a Lecce, che ha fatto vedere la Sì, foto sì. della Sardegna Arena dall'aereo, no? Quando stava andando Ah. via. Cioè, si vede chiaramente che lo stadio Sant'Elia è lì, bellissimo ancora, no? cioè, è proprio dall'alto, si vede chiaramente la presenza, l'incombenza del Sant'Elia. Benissimo. Direi che non è stato fatto assolutamente niente. Perché evidentemente magari non hanno i soldi per smantellarlo, non lasciano andare così in rovina finché non cade. Sarà anche per quello che Giulini sta facendo tutto sto casino. Vuole risparmiare sui lavori di, diciamo, di istruzione, no? Proprio, cioè di smantellamento. Dice, speriamo che sia la natura che magari venga, non lo so, una calamità naturale, così risparmio, non devo pagare gli operai. Mamma mia, ragazzi, che situazione. Allora, io ragazzi vi faccio un'ultima domanda che me l'ha fatta venire in mente The Keeper, poi concludo la live perché vorrei che rimanesse il più fruibile possibile agli altri, dato che già siamo un'ora e mezza. Rispondo, questa volta di prendere un po' di egocentrismo, rispondo prima io, poi lascio la parola a Andrea e poi a Pietro. Riguarda l'argomento mister, Eusebio Di Francesco e il mister e il presidente. La scelta di confermare e di rinnovare Di Francesco in questo periodo della stagione, a me, e già vedo Andrea come reagisce, quindi presumo che abbiamo la stessa idea, ricorda molto la scelta che fece sempre il presidente qualche anno fa, in cui decise così, dal nulla, come dicono su Boris, a cazzo, di rinnovare Maran a salvezza ancora non ottenuta. E questa mi è sembrata una cosa molto simile. Ci sta che la società, in quel caso, voglia mandare un messaggio, però io ritengo che sarebbe stato un messaggio abbastanza eloquente anche il solo far rimanere Di Francesco senza per forza aver bisogno di un rinnovo. Io volevo sapere da voi, quindi prima Andrea e poi infine Pietro, cosa ne pensate di questa cosa? Era necessario? Non era necessario? Fatemi sapere la vostra. Allora, sì, pensavo anche a quella situazione di Maran che hai citato, però in realtà, e confrontandomi con qualche tifoso, quella insomma è venuto fuori che insomma, le opinioni sono più o meno similari. Io su questo rinnovo sento un po' puzza di bruciato, cioè nel senso che va bene dare fiducia appunto all'allenatore, però come hai detto giustamente te, si poteva tranquillamente confermarlo e dire no, noi ci teniamo Di Francesco, abbiamo un contratto fino al 2022, non mi ricordo fino a quando aveva firmato originariamente, mi sembra 2022, prolungato fino al 2023, mi sembra che sia una così. Si poteva tranquillamente dire continuiamo ad andare avanti e quindi responsabilizziamo i giocatori perché insomma adesso devono tirare fuori i loro attributi. Poi vabbè, la frase di Giulini che scendiamo tutti in Serie B lascia un po' il tempo che trova perché sappiamo perfettamente che è una cagata abissale, insomma, perché se il Cagliari retrocede sicuramente la metà dei giocatori, ma anche di più, non rimane in Serie B, ma questo è un altro discorso. Io l'ho vista tanto come una sorta di andare a ricontrattare diciamo, le posizioni tra Di Francesco e Giulini, cioè la società, nel senso che non vorrei che ci fosse stata una sorta di rimodulazione legata a tot clausole
che possano portare il Cagliari come società ad avere delle, a preservarsi, ecco, in funzione di quello che potrebbe capitare nei prossimi mesi. Provo a spiegare meglio. Visto e considerato che appunto Di Francesco non prende noccioline, ok? Perché stiamo parlando, mi sembra, di 1,5 milioni, 1,8 milioni, non vorrei... 1,8 milioni. Esatto, 1,8 milioni, ricordavo bene. Io non credo che il Cagliari possa permettersi, nel caso malaugurato che si vada in Serie B, di permettersi un allenatore a queste condizioni, ma neanche mantenendo Di Francesco, intendiamoci, cioè mettiamo caso che Di Francesco voglia così, cosa a cui non credo, ma volesse addirittura scendere insieme a noi per farci riportare in Serie A, non ci credo, ripeto, non ci credo, ma un allenatore ovviamente non si potrebbe appunto tenere a quelle condizioni. Quindi, condizioni contrattuali, quindi secondo me c'è una logica per cui si è andati a mettere nero su bianco, questa la butto lì, poi magari è una cazzata, non sappiamo assolutamente cosa ci sia scritto sul contratto, ma magari c'è scritto, guarda, allora, se tu Di Francesco mi mantieni in Serie A, ok, andiamo avanti, poi faremo le nostre valutazioni, se te ne vuoi andare via, se io ti vorrò esonerare, il tuo contratto rimane lì a 1,8, sicuramente se rimaniamo in Serie A penso che avrà senso continuare con Di Francesco e non avrebbe senso a mollarlo, ma se dovessimo malauguratamente scendere in Serie B, tu ti rimetti e non prendi un centesimo. Io credo che potrebbe, cioè il senso, capito, di aver rinnovato il contratto possa essere questo, cioè da una parte Di Francesco dice ok, ho un anno di contratto in più, se riesco a fare il mio dovere so di aver guadagnato un anno in più, quindi rimango a Cagliari o eventualmente un domani mi esonerano, l'esonero classico ti permette a te allenatore, prima che ti vada a riaccasare ad un'altra squadra, di prendere comunque di intascarti, è l'unico lavoro, quello del calcio, no? Quando viene esonerato, che ti continuano a pagare, in tutta la vita viene licenziato, non prendi più un euro, nel calcio invece si continua a prendere soldi. Vabbè, questa polemica chiusa, aperta e chiusa parentesi. Però secondo me questo potrebbe essere il senso, cioè di aver rimodulato appunto una logica di contratto che permetta eventualmente a Giulini di togliersi questo esborso economico importante. Perché ovviamente in memore di quello che è successo con Maran, della minchiata abnorme che ha fatto con Maran, e meno male che poi è arrivato Prezioso, un altro coglione che appunto ci ha liberato da quell'ingaggio, perché sennò ancora staremo pagando 1 milione di euro a Maran in questo momento. Secondo me Giulini da quel punto di vista può darsi che l'abbia pensata così e non sarebbe nemmeno sbagliata, perché comunque da un lato motivi comunque il tuo allenatore e dici oh guarda, se te mi raggiungi l'obiettivo te il contratto ce l'hai, dall'altra parte ti vai in qualche modo a preservare le casse, perché nel momento in cui il Cagliari dovesse, speriamo, ripeto di no, incrociamo le dita, retrocedere, tu chiaramente non ti puoi permettere un ingaggio di un allenatore e tutto il suo staff, perché poi noi mettiamo un allenatore, ma l'allenatore si porta dietro tutto lo staff e anche loro non prendono bruscoletti. Questo è il mio ragionamento. Ovviamente, ripeto, parlandone così tra i tifosi è venuto fuori questo tipo di opinione che è proprio quello che ho pensato, cioè sento puzza di bruciato, poi chiaramente parlandone abbiamo elaborato questa tipologia di tesi. Potrebbe essere credibile, magari no, però io la vedo molto credibile. Vai Pietro. Guarda, io concordo con te, ti dirò, non avevo ancora tenuto in considerazione questo discorso, però chiaramente tu hai competenze maggiori da questo punto di vista, quindi sentendo per la prima volta un discorso del genere mi trovi assolutamente d'accordo. Poi Giulini, che lo si voglia o no, è comunque un imprenditore, quindi qualcosa di economia la caga sicuramente. Qualcosina almeno, ma soprattutto quelle che sono state le cazzate che ha commesso finora con gli allenatori soprattutto. Ripeto, sì. Memore di quello che ha fatto con Maran, certo. E meno male che ho detto che è arrivato il signor Preziosi che ci ha liberato da quell'ingaggio, perché sennò ancora oggi lo staremo pagando 1 milione di euro. Probabilmente ci sta che abbia voluto rivalutare questa condizione, perché vedendo come sta andando la stagione e ha visto anche lui la difficoltà in cui ci stiamo trovando, perché ripeto, una squadra che non vince da quasi un girone è un dato di fatto oggettivo che lascia tante preoccupazioni allo stesso Giulino, che ci ha investito tanti soldi eccetera. Secondo me lui ha fatto questo tipo di ragionamento, poi non lo so, magari ci potrebbero essere anche altre motivazioni, però non vedo la motivazione di campo, perché come ha detto giustamente Miro, potevano tranquillamente confermarlo tutto, cioè c'era un contratto fino al 2022, che cazzo stai a rinnovarlo ancora? Certo, non c'era
Cioè, capito? Non ha senso né dal punto di vista di subito. risultati, ma né a livello proprio di durata contrattuale, cioè ancora Certo. più di 2 anni, quindi non ha neanche molto senso. Io ci vedo questa cosa qua, ovviamente non può venire fuori questa logica, quindi è normale che i protagonisti ne parlino con soddisfazione. Di Francesco, grazie per l'attestato di stima, cercherò di dimostrare sul campo, cioè cosa volete che vi dicano? Nel senso, non è che vi dicono sì, abbiamo rimodulato perché nel caso in cui il Cagliari retrocedesse io me ne vado via, perché sennò giustamente 1,8 milioni Giulini non me lo dà. Cioè, è normale che certe cose non potranno mai dirle, però io la vedo in questa maniera, insomma, un aver voluto diciamo, rimettere sul tavolo le condizioni contrattuali, cioè ponendo degli obiettivi, perché sicuramente Giulini non credo che all'inizio dell'anno ingaggiato di Francesco si sarebbe immaginato a metà campionato di essere al terzultimo. Infatti. Cioè, io penso che neanche veramente il più pessimista avrebbe pensato di trovare il Cagliari al terzultimo posto, oggettivamente, per la rosa che ha e con un Di Francesco che comunque doveva darci qualcosa in più. Secondo me lui si sta un po' cacando sotto, sta vedendo appunto che la situazione è critica e quindi ha voluto correre a riparo, auspicando ovviamente che il Cagliari si salvi, perché in primis chiaramente a livello economico è fondamentale per lui, quindi proprio come imprenditore, che il Cagliari mantenga la categoria, per anche gli accordi commerciali che ha trovato con Adidas quest'anno, perché insomma comunque Adidas, se ti ha cacato un minimo è perché sei una squadra che comunque gioca nel campionato principale italiano. Se giochi in Serie B di certo Adidas non ti caga, e questo è poco E ottava tifoseria d'Italia anche, ricordiamo. tra l'altro, esatto, Sottolineatura non da poco, chiaramente. No, però ragazzi, al di là della tifoseria, che è un lato fondamentale che hai fatto bene a ricordare, c'è l'aspetto comunque proprio di competizione sportiva. Un Cagliari in Serie A è un conto, un Cagliari in Serie B è un altro, proprio sul lato commerciale, sul lato della visibilità. Cioè, nel senso, cioè, il Cagliari che gioca in Serie A ti permette di eventualmente fare la partita contro la Juventus, di giocare magari una partita con Cristiano Ronaldo, piuttosto che con campioni sostanzialmente, cosa che ovviamente in Serie B non hai come visibilità. Quindi su tutta una serie di discorsi che credo Giulini abbia fatto, e ovviamente si sia voluto premunire rispetto alla peggiore delle ipotesi, ecco, mettiamola così. Sì, mi trovi assolutamente d'accordo. No, non vuoi aggiungere nient'altro, Pietro? No, perché comunque ho detto anche prima, se mai Giulini avesse scelto di mandare via Di Francesco e magari richiamare un Zenga, avrebbe ammesso di aver sbagliato tutto da inizio stagione e non aveva senso, perché rischiava di creare un ulteriore danno d'immagine. Quindi lì ha detto: confermiamo Di Francesco, rinnoviamogli il contratto per dare un'immagine comunque forte ai giocatori, che devono svegliarsi, alla tifoseria comunque di credere in una rosa che sicuramente non è da retrocessione. Poi certo, altre cose che stanno sotto noi non possiamo saperlo con certezza, ma l'analisi di Andrea secondo me è molto azzeccata. Concludo la live facendo leggere questo commento, anzi leggendo questo commento di Giorgio, che scrive: se Giulini avesse sentito la versione di Andrea penserebbe che culo, neanche io sarei riuscito a dare una motivazione così credibile a sta boiata che ho fatto. Esattamente. Concludiamo con questa perla. Sì, allora, io ringrazio tantissimo, ma da morire, Andrea, che è tornato sul mio canale, è tornato per questa live, quindi Andrea, veramente grazie mille per aver accettato l'invito. Grazie a te per avermi invitato. Non mi devi assolutamente ringraziare, questa è casa tua, sappilo. Grazie. No, io ti ringrazio perché comunque ti ho detto, alla fine su YouTube ci ho passato tanto tempo, ora per motivazioni lavorative non riesco a dedicargli il tempo che vorrei dedicargli, perché comunque un po' ci vorrei stare, però mi rendo conto che le priorità sono altre, però colgo la palla al balzo quando ci sono queste occasioni dove magari appunto live, dove si ragiona, si parla, mi piace, cioè insomma l'avete visto, insomma sono stato più un'ora insieme a voi e mi è volata veramente, quindi nel senso, quando ci sarà l'occasione ben venga assolutamente. Intanto qui incominciano a spammare: ritorna, ci manchi, come è ovvio che sia. No, ragazzi, vi sto evitando tutta una serie di sfoghi di cui potreste, cioè è uno sfogo in meno che trovate sulla
home di YouTube, cioè oggettivamente cosa volete che vi dica in questi, cioè ora avete approfittato di un Andrea tranquillo a appunto più di 24 ore dalla partita e quindi è normale che appunto sia tranquillo, però se vedevate ieri insomma, cioè era una bestia, cioè nel senso, perché vedrai prendere un gol del genere, mi è rimasta l'incazzatura per più di un'ora e ci ho ripensato, ti ho detto la sera quando sono tornato mi sono rivisto l'immagine del gol subito e ho informato non so quanto sottile, cioè per farvi capire, però nel senso, tanto ci sono appunto degni rappresentanti sul tubo che insomma portano avanti la voce rosso blu. Vabbè, anche te, Anzi, cioè. lui forse, io no. Dai, Ma basta. no, Ma dai. ognuno, la cosa bella di YouTube, come si dice sempre, è che ognuno porta il suo punto di vista e la sua persona. Poi si può essere più o meno d'accordo con le valutazioni, però la cosa che ci accomuna è la passione per il calcio e soprattutto la passione per il Cagliari. Credo che la cosa che venga apprezzata principalmente da chi ci ha seguito, cioè da chi mi ha seguito e chi vi segue sia quella. Poi ci si può chiaramente confrontare, l'importante è sempre col massimo del rispetto. Questo è la cosa. Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che in realtà noi non sentiamo la mancanza di Andrea, ma del babbo Mereu. Ricordiamolo questo. Ricordiamolo. Esatto. Guarda, in realtà ultimamente sarebbe anche difficile per dire no, ora le partite me le sto guardando da solo da questo punto di vista perché appunto stando a casa mia e tutto è diventato anche un po' più complicato guardarselo insieme. In effetti ho pensato che bisognerebbe forse proprio per scacciare questa mala sorte che si è venuta a creare intorno al Cagliari, bisognerebbe ricreare la coppia Becio-Andrea per riuscire in qualche modo a sovvertire il trend, diciamo. Intanto Gic Andre Gic, chi se lo scorda la live Cagliari-Roma 2-2. Beh, Cagliari Benevento. Mamma mia. Guarda, me la sono guardata qualche tempo fa, ero al lavoro e c'era un collega che era entrato da poco, insomma, che mi ha detto quanti follower hai su Instagram? Mi ha detto più di 1000. Ma come fai ad averci più di 1000? Le ho raccontato che prima facevo YouTube e quindi che tanti mi seguono e mi continuano a seguire per il discorso del Cagliari. Quindi le ho fatto vedere appunto Cagliari Benevento e lui si è messo a morire da ridere e ha detto voi siete dei matti, cioè, nel senso effettivamente a riguardarmi quella live, poi vabbè il montaggio di Miro fu spettacolare, l'ho detto fin dal primo secondo che mi fece vedere la bozza, io gli dissi te sei un genio, cioè trovare quella canzone adatta a quel momento fenomenale, e tutte le volte che lo riguardo penso che fenomeno che fu Miro a fare quel montaggio, perfetto, veramente perfetto. Però qui dobbiamo ringraziare anche il buon Pietro che ha voluto partecipare a questa live in cui hanno disertato tutti, lui irreprensibile ha scelto di esserci, quindi grazie mille Pietro anche a te per aver partecipato. Guarda, grazie a te, grazie a voi perché ho fatto una live con le prime 2 sirene rosso-blu qui su YouTube. Quindi mi sento assolutamente onorato, ragazzi. Io vi seguo da tantissimo, già da quando YouTube non era ancora nei miei pensieri, quindi è un grande onore. Grazie a te Pietro. E assolutamente queste live saranno da rifare come minimo e Andrea ci dovrà essere. Esatto. Dai, ci sono stato oggi col mal di testa, quindi dai, ci sarò anche. Ringrazio ovviamente anche tutti i ragazzi della chat a cui do un grazie veramente enorme perché siamo riusciti ad avere un picco di 60 persone contemporaneamente in live, che è veramente un qualcosa di fantastico. Grazie veramente ragazzi. Grandissimi. Grazie veramente. Rinnovo i miei ringraziamenti ancora ad Andrea e Pietro perché io sono un rompicoglioni e il fatto che loro siano stati, Andrea un po' di meno, quindi un po' te la sei salvata. Pietro 1,48 € con me che rompo i coglioni è veramente tanto, quindi grazie ancora a tutti. Guinness World Record. Esattamente. Un bacione, buonanotte ragazzi e sempre forza Casteddu. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, buonanotte.